I preziosi consigli di Don Dolindo Ruotolo per combattere il male. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Don Dolindo Ruotolo, terziario francescano, sacerdote morto in odore di santità. Vi invito ad andare a visitare la sua tomba a San Giuseppe dei Vecchi, bussando 3 volte per ottenere la grazia che desiderate, oppure anche il sapere il motivo per cui Don Dolindo non può concedervela, non può fare in qualche modo da intermediario, perché ci sono magari degli impedimenti. Ecco, Don Dolindo ha detto che chiunque si fosse recato sulla sua tomba avrebbe avuto la grazia, oppure sarebbe venuto a conoscenza del motivo per cui Dio non gliela poteva concedere. Lo stesso Don Dolindo l'avrebbe spiegato apparendo in sogno al fedele. Don Dolindo, la cui fama di santità era già nota a Padre Pio, ha scritto moltissimo, ha commentato anche le Sacre Scritture, quindi l'Antico e il Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, e ci ha lasciato tutta una serie di indicazioni preziosissime per combattere il male in qualunque forma, dal fisico, spirituale, eccetera, eccetera. Ecco, prima di procedere però bisogna fare delle debite precisazioni. La fede è una risorsa importantissima, però è molto importante seguire l'iter della medicina tradizionale, quindi fare delle terapie, tutte le terapie suggerite dai medici per la guarigione da un problema fisico o mentale, quindi percorrere gli iter della medicina tradizionale, e poi, se i risultati non sono soddisfacenti, continuare sempre con le cure della medicina tradizionale, ma aggiungere qualche strada, altra strada, che può essere quella che della fede, dell'uso delle reliquie, delle preghiere, eccetera, eccetera. Però bisogna sempre rivolgersi prima al medico e obbedire alle prescrizioni dei medici. La fede deve essere sempre un di più, quindi anche l'uso delle reliquie, eccetera, eccetera, delle novene, delle preghiere, deve essere sempre un di più e non in sostituzione delle cure tradizionali. Detto questo, possiamo vedere che cosa ha consigliato Don Dolindo per combattere i mali fisici e spirituali. Si noti, dice Don Dolindo, che parlandosi di malattie che sparivano al tocco delle reliquie di San Paolo, si parla anche di spiriti perversi che uscivano da quelli che ne erano posseduti. Certi malanni, infatti, e certe anormalità fisiche o psichiche sono dovute spesso ad influssi diabolici, dei quali abbiamo il torto di non tenere in conto sufficientemente. Per ogni malanno siamo oramai abituati a ricorrere puramente e semplicemente ai medici e ai rimedi naturali, mentre dovremmo ricorrere anche ai sacerdoti e ai rimedi spirituali. Nei malanni nervosi specialmente è più facile l'influsso o l'intervento diabolico, e così possono spiegarsi certe forme di mania pura, blasfema e aggressiva. Certi speciali stati di pazzia possono rasentare anche l'ossessione diabolica. Satana, che non può aver potestà alcuna sull'anima, ma che l'ha sul sistema nervoso, sfrutta tutte le debolezze naturali per introdursi da padrone nel sistema nervoso e rende la creatura agitata, violenta, bestemmiatrice, giungendo a volte, almeno per certi momenti, a possederla e a ossessionarla completamente. Poche volte forse Satana ha scorazzato nel mondo dissimulando la sua presenza e la sua azione come fa oggi, e poche volte il mondo è stato turbato da spiriti malvagi
come lo è stato in questi ultimi tempi. Certe forme di delinquenza raffinata e crudelissima, come quelle che hanno portato alle torture e alle stragi spaventose di questi ultimi tempi, non si spiegano senza almeno un influsso diabolico, poiché il cuore umano, per quanto pervertito, non giunge da sé ad eccessi che lo riducono al di sotto delle belve. Armiamoci ogni giorno contro Satana con la preghiera e la penitenza, e nei malanni facciamo prima di tutto ricorso alla protezione del Signore, avvicinandoci ai sacramenti e umiliando profondamente l'anima nostra innanzi a Dio. Se i cristiani sapessero valorizzare i doni della redenzione, non vivrebbero in questo esilio quasi figli reietti o abbandonati, ma si sentirebbero tutelati ad ogni momento dalla bontà e dalla misericordia di Dio.